parto dalla mia esperienza di cooperatore sociale. Io ho iniziato una piccola cooperativa come socio fondatore, poi da lì sono entrato un po' nel consorzio Mosaico. Questa è la mia lettura, la mia lente di lettura del territorio, e quindi parto dalla mia esperienza concreta quotidiana, che è fatta da intervento all'interno del concetto della salute mentale. Io faccio parte di un consorzio che ha 12 cooperative, 420 soci in tutte queste cooperative, di cui 58 svantaggiati e 100 soci volontari. In questi poi ultimi anni ci sono forti spinte a delle modificazioni. Ha colpito me stamattina l'intervento della professoressa Volpato rispetto a un tema, no? E dire che noi abbiamo sempre lavorato sulle eccezioni, non sul fatto che stiamo facendo delle cose non eccezionali, che non è un elemento negativo, ma un elemento normale, cioè il fatto di pensare alle persone svantaggiate all'interno dell'inserimento lavorativo, poi vedremo anche dopo, è sempre gestito e concepito come una cosa eccezionale. In realtà questo non dovrebbero essere. Allora, giusto per darvi un'ottica di qual è la mia esperienza e quindi poi delle cose che andrò a dire, perché le andrò a dire. Noi, questo vedete il territorio un pezzettino del Friuli Venezia Giulia, che è la parte, diciamo, che va sul mare, un po' quindi la bassa friulana e l'Isontino. Qui ciò che mi interessa dire è, vedete che sono indicate tutte le opportunità sull'abitare che abbiamo sviluppato sul tema della salute mentale, le opportunità che abbiamo sviluppato all'interno del concetto della socializzazione e tutte le opportunità che abbiamo sviluppato nel lavorare. Non sto dicendo niente di nuovo nemmeno con la categorizzazione, queste sono le categorizzazioni che usa l'OMS rispetto agli interventi della salute mentale. Ma questo già mi permette di introdurre il tema dicendo che la persona è un sistema e all'interno di questo sistema noi dobbiamo intervenire. Quindi se noi parliamo di inserimento lavorativo non possiamo solo focalizzarci dico sempre, sulla busta paga finale del mese, sull'attività lavorativa. Sappiamo benissimo quanto è complesso quando noi parliamo di inserire una persona svantaggiata al lavoro. Ed è chiaro che io, parlando di salute mentale, non voglio come dire, complessificare il tutto, però chi lavora in salute mentale sa quante variabili bisogna prendere in considerazione e quanto è difficile accompagnare la persona al lavoro. Noi adesso mettiamo dentro, facciamo tutto un calderone, persone svantaggiate, andiamo dal neolaureato, no, alla persona svantaggiata, in questo caso salute mentale. A mio avviso dobbiamo continuare a mantenere una suddivisione ben chiara, perché altrimenti facciamo un pastrocchio, non è la stessa cosa. Sono elementi ben diversi e questi poi vedremo anche hanno delle ricadute rispetto alle politiche e alle scelte delle leggi e dei regolamenti che si fanno per salvaguardarle. Allora, procedo. A chi ci rivolgiamo? Allora, un tema sono le persone collocabili e ho già detto che non mi occupo di questo. I soci lavoratori normali, insomma, abbiamo già parlato. Le persone poco collocabili, un termine brutto, non mi piace, però, come dire, è anche a quest'ora forse un impatto emotivo, dice ma cosa sta dicendo questo, che termini brutti sta utilizzando, vanno fuori dagli schemi. Però magari ci capiamo, cioè quelle persone che noi la mattina, faccio un esempio molto concreto, non si è presentato al lavoro, cosa fai? Chiamata, prendi la macchina, vai a casa, caricalo sulla macchina, portalo al lavoro, questo è inserimento lavorativo, di questo stiamo parlando. E quindi nel momento in cui noi andiamo a declinare l'organizzazione della cooperativa e quando noi poi andiamo a impattare e a confrontarci col sistema pubblico, dobbiamo tenere presente di tutte queste cose, perché altrimenti ciò che si genera, a mio avviso, sono delle distorsioni non solo a livello organizzativo ma anche di mercato. Organizzativo perché poi in questi anni ho visto cooperative di tipo B chiudere, ahimè, un po' troppe, molte cooperative di tipo B essere assorbite da altre e perdere le loro caratteristiche e quindi sono elementi concreti, non possiamo come dire, non considerarli. Allora,
Qual è e quindi qui mi fermo un attimo con la mia esperienza di cooperatore sociale all'interno di una cooperativa e di un consorzio che si occupa di salute mentale. E ora metto il berrettino invece del presidente di Federsolidarietà. Eh, Oggi ancora di più mi sono convinto che il tema dell'inserimento lavorativo è un tema in questo momento culturale. Culturale, nel senso è che noi dobbiamo riprendere in mano il senso del lavoro, dell'inserimento lavorativo. Come dicevo prima, non stiamo facendo un qualcosa di eccezionale. Io mi trovo sempre a disagio quando vado a confrontarmi con l'assessore, con il sindaco, con tutti, e pare che io vada a mendicare qualcosa di eccezionale, a chiedere delle eccezioni rispetto ai regolamenti, eccezioni rispetto alle leggi, eccezioni rispetto ai contributi. Non facciamo questo. Noi stiamo all'interno di un disegno di un welfare che, anche questo concetto, sempre stamattina la dottoressa Volpato mi ha colpito, quindi, è dire, nel momento in cui noi facciamo la differenza, cioè le eccezioni, creiamo delle differenze, c'è un up e un down, c'è un chi può e chi non può, e dal punto di vista dei nostri schemi mentali così ci orientiamo. E questo si vede poi quando tu vai a contrattare e a condividere con la parte politica. In Regione Friuli Venezia Giulia cosa facciamo? Cosa stiamo facendo? Lo stiamo facendo con Federsolidarietà, lo stiamo facendo assieme a Lega Coop Sociali su più fronti. Allora, un primo tema importante è che finalmente da noi la Regione ha ripreso in mano la regia della cooperazione sociale, e questo non è banale. Veniamo da anni in cui la cooperazione sociale era spaccata su diversi assessorati, aveva diversi funzionari, insomma alla fine non ci filava nessuno, tanto per capirci, quindi il problema era questo. Finalmente è stato preso in mano, è stato messo sotto all'assessorato alla sanità e è stato riattivato il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, che è uno strumento, direi che in questi mesi ha dato numerosi frutti. Abbiamo iniziato già da tempo a lavorare con l'ANCI attraverso l'organo formativo che è il COMPA, in maniera molto importante. Stiamo lavorando con i privati, perché poi il tema dell'inserimento lavorativo va trattato anche con i privati, e abbiamo lavorato insieme a Eurix in questi 4 anni perché prima che ci fosse tutta una serie di leggi, perché una domanda che ci siamo chiesti è come facciamo a raccontare quello che stiamo facendo, come raccontiamo il valore di quello che facciamo, come raccontiamo la ricaduta che le nostre azioni hanno sul territorio, e quindi abbiamo scelto questo percorso e insomma lì poi vedete un po'. Allora, con la Regione cosa stiamo facendo, cosa abbiamo fatto in questo annetto, insomma. Allora, innanzitutto ci siamo messi a lavorare su dei temi, su 4 temi specifici che ritenevamo assolutamente emergenziali. Qui poi non ricordo chi l'ha detto, naturalmente dipende dalla storia di ciascun territorio, ok? Quindi immagino che delle regioni abbiano già dei regolamenti. Noi in Friuli Venezia Giulia non abbiamo un regolamento, vabbè, per la gestione del farmaco questo è un problema nazionale, quindi penso che non siamo i soli. C'era il tema dei trasporti sociosanitari, non abbiamo una deregolamentazione totale. C'era il tema della formazione. Noi in Friuli Venezia Giulia siamo ormai, ma credo questo è anche un problema nazionale, all'allarme rosso rispetto alle figure degli OS, degli infermieri, quindi questo è un tema importante, e c'era e c'è il tema degli appalti sulla cooperazione B rispetto ai temi dell'inserimento lavorativo. Su questo abbiamo creato un gruppo di lavoro importante dove è presente la cooperazione sociale, i sindacati, i 3 assessorati, formazione, sanità e lavoro, e l'ANCI, e poi è presente anche la CUC, che è la centrale unica d'acquisto del Friuli Venezia Giulia, assieme all'ARCS, che invece è la centrale d'acquisto di tipo sanitario. Non entro in merito a questi 2 strumenti, però questo vi fa capire quanto centrale siano in questo momento rispetto alle politiche, perché la precedente giunta aveva dato mandato a questi 2 soggetti di
gestire tutta l'appaltistica in termini di lavoro e quindi anche l'inserimento lavorativo. Una nota forse va detta, la linea della Regione era, adesso capiremo quale sarà, perché i frutti del lavoro che abbiamo svolto in questi mesi li dobbiamo ancora vedere, è stata che i grossi appalti classici sulle pulizie sanitarie, sul verde pubblico sono stati centralizzati e gli appalti che sono stati fatti hanno avuto l'inserimento lavorativo ha avuto una nicchia, un non nulla, delle percentuali bassissime rispetto agli inserimenti, quindi capitolati, per capirci, hanno tenuto conto sì dell'inserimento lavorativo, ma voglio dire senza alcun peso, aprendo poi tra l'altro il mercato a qualsiasi azienda. Poi qui non entro in merito se è giusto o sbagliato aprire, ma l'effetto è che come sapete bene, moltissimi inserimenti lavorativi vengono fatti sui temi dell'inserimento delle pulizie e del verde. Naturalmente vedere un appalto con il rischio di andare alle SPA e quindi perdere gli inserimenti lavorativi, questo è un pericolo concreto, anche perché già alcuni casi ci sono stati, cioè di alcuni soggetti che hanno vinto appalti indicando gli inserimenti lavorativi che ovviamente li facevano, che ovviamente li avrebbero seguiti, dopodiché i servizi chiamano e dicono scusate non ci sono inserimenti lavorativi che vengono effettuati, per cortesia gli date una mano dopo aver perso l'appalto. Allora capite bene che insomma, ciò che accade è quantomeno grave. Con il percorso che abbiamo fatto con l'ANCI, anche qui è un percorso che viene ancora prima rispetto al percorso effettuato con la Regione, circa 2 anni, e con il COMPA, quindi l'ente formativo, con dei gruppi focus rispetto diciamo, al tema degli appalti, ed è stato anche qui prima di tutto un percorso di tipo culturale, poi tecnico. Ci siamo confrontati lungamente, un anno, sul concetto dell'inserimento lavorativo, cioè perché bisogna fare inserimento lavorativo, ed è stato un periodo direi ben speso, abbiamo seminato bene, c'è stata una crescita, abbiamo fatto un percorso assieme, ecco, non sono stato noi cooperazione che sono andati a insegnare, siamo cresciuti assieme, questo bisogna dire è accaduto perché dall'altra parte c'erano persone che dal punto di vista dell'interesse hanno manifestato concretamente e anche con chiarezza la loro volontà. Anche qui il percorso è iniziato con, dicevo, un confronto interessante dal punto di vista del tema culturale, ma poi è sfociato anche sul tema di come si costruisce un capitolato. Perché il costo del lavoro è importante? Siamo arrivati a spiegare al funzionario pubblico guarda che la busta paga di un nostro socio lavoratore è costruita in questa maniera. Allora, alcuni aneddoti, c'erano alcuni funzionari che non sapevano come era costruita la busta paga, ora non so se nelle vostre esperienze questo capita, da noi è accaduto, e si meravigliavano perché il costo del lavoro, voglio dire, era di 17, 18, 20 euro a seconda delle attività, e poi si meravigliavano e ci chiedevano ma come mai quella società ha vinto a 15 euro? Devo dire anche qualche cooperativa a 15 euro, quindi non siamo santi, quindi attenzione, voglio dire, come mai? Chieditelo perché poi vincono l'appalto e non inseriscono la persona svantaggiata, oppure fanno finta di inserirla e poi la lasciano a casa. Il percorso con URIX, che cito perché è stato assolutamente importante, bilancio sociale, VIS, costi e benefici già attivato, ma questo è un percorso in divenire. Avremo un primo incontro con la Regione il 20, dove andremo a dire, beh, ci sediamo attorno a tavola e cerchiamo di capire come fare assieme, come utilizzare quegli indici nei regolamenti, nelle leggi, nei capitolati che andremo a costruire, che abbiamo iniziato a costruire. I privati, 30 secondi, legge 68 articolo 14, a mio avviso, per l'esperienza che abbiamo, secondo me va riformata totalmente. Ora non so le altre esperienze, ma ciò che accade da noi è che
non ci sono inserimenti, vengono fatti pochissimo, e gli uffici di collocamento mirato ormai si sono focalizzati su di loro, e ciò che fanno è costruire una struttura burocratico-amministrativa che tutela solo loro. Esito, gli inserimenti lavorativi non vengono fatti, quindi questo è secondo me un tema. Cosa fare? E poi chiudo. Riprendo, un'azione culturale. Siamo in un momento storico in cui dobbiamo rifare un'azione culturale, che non è semplicemente ripetere ciò che diciamo da anni, è un momento di riflessione, prima di tutto interna nostra, delle cooperative sociali, che va fatta assieme all'ente pubblico e anche ai privati che ci stanno. Cosa fare? Agire sulle norme. Il mondo è cambiato, non possiamo pensare di portare avanti degli inserimenti lavorativi con le norme e i regolamenti attuali, almeno questo rispetto all'esperienza del Friuli Venezia Giulia. Quindi sia delle norme che rispetto agli appalti pubblici, e anche di norme che impattano sul privato, quindi la legge 68 articolo 14. Va messa un'evidenza sulla qualità e la complessità dell'inserimento lavorativo. Come dicevo prima, questi sono elementi che hanno dei costi, e dove dico costi non intendo una valutazione di euro, intendo una valutazione del costo che l'operatore dell'inserimento lavorativo cosa fa nel percorso, come valuta, come aiuta la persona. Ritorno all'esempio precedente: se io la mattina non si presenta, mi chiamano, cosa faccio? Lo lascio là e chiamo il 118 che se lo va a prendere, oppure sono io che vado a casa e capisco la complessità della persona e lo aiuto? Allora, rispetto a questo percorso, riprendo la parte iniziale. L'inserimento lavorativo, non parliamo solo di lavoro, parliamo di casa e socialità, e noi siamo chiamati a porre un ragionamento organizzativo, legislativo e culturale rispetto a questi temi. Grazie.